ringrazio i presenti e questa conferenza di oggi si inserisce in un ciclo che abbiamo iniziato l'anno scorso grazie alla collaborazione di Maria Grazia Ciani, dedicato al mito che è un argomento su cui noi qui al tavolo e Maria Grazia Ciani da casa si occupa da anni. Il mito guardato da prospettive diverse, guardato dalla prospettiva di chi scriveva di mito e dalla prospettiva di chi raffigurava il mito. E lavorando assieme, devo dire che per me, mi spiace aver cominciato a fare questa cosa alla fine della mia carriera, perché mi sarebbe piaciuto adesso ricominciare in questa prospettiva, ho imparato tantissimo, perché è curioso, il mito viveva la società antica, però questi due canali, letteratura e arti figurative, sono due canali che procedono paralleli, qualche volta si incontrano, qualche volta divergono, e nella lettura incrociata fra un letterato e un archeologo emergono degli aspetti della società antica che sono estremamente significativi e si arricchisce molto il panorama proprio dall'incrocio di queste due competenze. Quindi l'anno scorso abbiamo dedicato le nostre conferenze a Medea ed Elena, due personaggi archetipici. Oggi invece ci parleranno di Orfeo, le prossime saranno Arianna e poi Fedra. Arianna e Fedra, due sorelle, due personaggi abbastanza curiosi, e Orfeo sentiremo oggi cosa ci diranno i colleghi. Io li ringrazio per essere venuti e per aver preparato questa chiacchierata, perché lo sappiamo tutti noi che lavoriamo da tanti anni per questo argomento, è sempre una grossa fatica ed è sempre però anche una grossa soddisfazione, perché alla fine si riesce ad afferrare questi personaggi che sono così sfuggenti. Due parole per presentarli, perché presentarli in ambito accademico sarebbe inutile, perché credo che tutti li conoscono, però magari merita di comunicare quali sono le loro competenze. Monica Salvadori è professore ordinario di archeologia e storia dell'arte greca e romana e attualmente anche prorettore con delega al patrimonio artistico, storico e culturale dell'Università di Padova. È una delle mie prime allieve e quindi per me è un particolare piacere averla qui oggi. La sua produzione è dedicata alla storia dell'arte antica e le sono grata di questo, perché la storia dell'arte è una materia che è un po' sotto attacco dalle tecnologie. Monica Salvadori è stata in grado di rinnovare gli studi di storia dell'arte, coniugando l'aspetto umanistico con quello tecnologico e portando dei grandi risultati. Ha pubblicato tantissime saggi, monografie, è direttore di collane e di riviste e coordina adesso questo interessante progetto, molto originale anche questo, dedicato al collezionismo e ai falsi. Questo è un argomento che fa vedere appunto la ricaduta nella società moderna. Davide Susanetti è ordinario di letteratura greca all'Università di Padova, i suoi interessi sono veramente molteplici, non solo la tragedia come uno si aspetta da chi fa letteratura greca, perché nonostante la tragedia sia stato uno degli assi portanti della sua produzione, ma anche la filosofia, ma anche la religione, con una apertura e una capacità di coniugare questi ambiti proprio per ricostruire la cultura del momento, che è particolarmente rara. Gli dicevo, finché aspettavamo, sono rimasta colpita dalla sua produzione, veramente colpita, perché pubblica con Feltrinelli, con Carocci, con Marsilio, un numero di libri sterminato. Allora, tutti noi sappiamo che scrivere un libro è un impegno notevole, evidentemente ha una dote particolare, perché alla lettura dei suoi saggi si coglie questa capacità di coniugare un assoluto rigore scientifico con una affabulazione che rende
affascinanti i percorsi che propone. E a questo punto io non voglio perdere altro tempo e do la parola a loro, rinnovando i miei ringraziamenti per lo sforzo di preparare il PowerPoint, di rapportarsi, di scegliere il taglio e di far vedere come questi due ambiti sono, diciamo, si coniugano per creare un panorama che spero che sarà di soddisfazione per tutti voi. Mi vado a sedere lì perché voglio guardare anch'io il PowerPoint. Grazie. Grazie. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, grazie a Francesca Ghedina, grazie all'Istituto Veneto per averci coinvolto in questo bellissimo ciclo di incontri. Parlo dalla considerazione, molte tradizioni antiche postulano nella narrazione mitica delle origini la presenza, il valore essenziale della vibrazione sonora come elemento proprio generativo della realtà. Vibrazione sonora che poi appunto diventa vocale, diventa consonante, diventa sillaba, diventa canto. E se pensiamo a per esempio la tradizione dell'India vedica, ma è uno degli esempi possibili tra i molti che si potrebbero fare, vediamo come questa dimensione proprio sia costitutiva, diciamo, dell'archè, del principio, sia in modulazioni che in qualche modo proprio mettono l'accento su questa prima vibrazione da cui tutto si genera, sia in tutta una serie appunto di miti in cui, come vedete ad esempio in questa così sintesi presa appunto dalla tradizione vedica, l'essere primordiale, no, è uno, la realtà nasce dal suo smembramento, ma il corpo di questo, diciamo, progenitore, di questo essere primordiale, è un corpo interamente sonoro, un corpo interamente fatto di inni. E appunto da questa unità che si articola, che si scompone prima ma che poi, come dire, si articola in una complessità di canto, parola, suono, tutto esiste e la centralità poi di canto, parola, suono viene recuperata in quella dimensione che è il rito, e in particolare il rito sacrificale, come non solo mezzo di relazione tra alto e basso, ma come anche appunto relazione tra il molteplice della manifestazione e l'uno divino. Perché sono partito da altrove per introdurre la figura di Orfeo? Perché in realtà nella cultura greca e soprattutto nei primi testi che noi abbiamo, e ovviamente pensiamo alla teogonia di Esiodo, la narrazione del principio non ci mostra una valenza creatrice né del suono, né della musica, né della parola. Si sviluppa attraverso appunto altre modalità della Genesis. E come diceva da un certo punto di vista Jane Addison più di un secolo fa, è anche vero che quello che noi leggiamo in Omero e in Esiodo è vero che è l'inizio di un lungo percorso culturale dell'Occidente, ma da un certo punto di vista Omero e Esiodo sono la fine di un mondo che hanno le spalle e che probabilmente appunto noi non riusciamo attraverso i testi che ci sono pervenuti a percepire. Però appunto se la modalità, diciamo, esiodea dal caos, questa, come dire, apertura originaria da cui poi attraverso le generazioni successive degli dei tutto ha origine, se questa è la modalità prevalente, però appunto la Grecia in modo collaterale recupera attraverso alcune figure invece questa dimensione appunto della parola che fa essere le cose, della parola che dà esistenza alla realtà. Parola, canto, ovviamente insieme.
Lo vediamo in una piccola testimonianza di un'opera, ahimè appunto perduta, di Pindaro, dove sembra che Pindaro abbia raccontato una dimensione delle muse come appunto potenza di un canto che in realtà fa essere il cosmos, non semplicemente lo celebra. Lo vediamo in un inno omerico attraverso la figura di Hermes, dove si dice a un certo punto, e le traduzioni italiane ovviamente, come dire, oscurano il valore, no? Che a un certo punto c'è il dio che prende Hermes che prende la lira, canta agli dei, e le traduzioni normalmente mettono celebra, ma il verbo che viene usato, craino, è un verbo che significa in realtà compiere, realizzare, ed è una delle poche testimonianze appunto arcaiche di questa parola che fa essere. Appunto, non è la narrazione prevalente, ma nel compenso la figura di Orfeo, no? Attraverso lo specifico archetipo che Orfeo rappresenta, invece non nella dimensione della genesi della realtà, ma di un potere che chiaramente si connette a questa tradizione che ho invocato, trova espressione, perché appunto tutti noi sappiamo che appunto Orfeo, che tra l'altro è originario della Tracia, originario di questo nord che per la Grecia è molto importante perché in senso sia concreto che, cioè storico, che in senso simbolico, da questo nord entrano dei saperi che hanno a che fare da un lato con l'anima, gli specialisti dell'anima, come disse tanti anni fa Mario Beggetti, con tutte quelle dottrine dell'immortalità che poi noi conosceremo attraverso Platone, ma anche appunto una certa idea della magia appunto come capacità di intervenire sulla natura, di modificare i rapporti delle forze naturali, ma che ha a monte evidentemente il fatto che se la formula, il canto, la parola appunto può modificare la physis è perché evidentemente ab origine c'è una narrazione nella quale quella stessa physis ha una scaturigine appunto sonora, musicale e in qualche modo noi diciamo poetica, ma dovremmo sempre ricordarci che in età arcaica il poeta, quello che noi diciamo individuiamo come poeta o come cantore, è anzitutto, come diceva Marcel Detienne, un maestro di verità, cioè è il detentore diciamo di un sapere integrale sul cosmo, sulla natura, e però anche colui che in qualche modo ne domina le potenze. E questa, ripeto, è una premessa essenziale, perché noi abbiamo sempre, come dire, l'idea del poeta e del cantore, e in parte poi nella tradizione antica Orfeo è anche questo, come colui che celebra l'esistente, o come colui che ha una vocalità, una fonè, una capacità di intrecciare epe, di intrecciare parole, che da un lato appunto celebrano o abbelliscono l'esistente, no? O lo consegnano alla memoria, oppure sottolineano la capacità suasiva di un canto che è così dolce da ammaliare. Però in questa ricchezza di metafore che hanno a che fare con l'incanto dell'ascolto della poesia, l'incanto della musica, in realtà, ripeto, va tenuto molto presente questo aspetto, chiamiamolo così, magico, poi cercheremo di specificarlo meglio, che viene, ripeto, dal nord. Qui ho, diciamo, nella slide che vedete, il potere della voce e della musica, evocato 2 tra le 1000 possibili testimonianze, appunto, di questo potere. Che da un lato ci fanno vedere un Orfeo che appunto raduna attorno a sé gli animali selvaggi, dove però già vediamo questa
in qualche modo depotenziamento di questo nucleo originario che è evocato, nel senso che la musica come un qualche cosa, musica canto, musica parola, come un qualcosa che ammansisce, placa, addomestica, rasserena, tutti elementi che poi attraverso l'archetipo di Orfeo, voi sapete, il pitagorismo declinerà a piene mani. E da questa stessa tradizione poi, appunto, abbiamo citato Pindaro all'inizio, c'è un'immagine bellissima in Pindaro in cui anche l'aquila di Zeus, no? Si placa in una specie di, si dice il testo poetico, coma, no? Che è un sonno profondo, ma un sonno profondo che non è, come dire, narcosi, no? Ma è proprio uno stato, come dire, di quiete, in cui ad un altro piano di coscienza, ad un altro, come dire, livello, la musica e il canto agiscono. Quindi Orfeo con gli animali in questa, come dire, connessione, ma è interessante, anche se di età ellenistica, questo passo delle argonautiche di Apollonio Rodio, perché appunto denuncia, diciamo, l'altro aspetto, quello originario, no? In questo passo si fa riferimento alle queste querce selvatiche che crescono fiorenti, disposte in file serrate sulla costa di Zone, sono quelle che egli stesso fece scendere dai monti della Pieria incantandole con la cetra, cioè alberi che si sradicano e si spostano, che, come dire, vegetali che si animano come se avessero una psiche, quindi qui, come dire, si intravede qualche cosa di quella, diciamo, traccia di quel sema, no? Di una potenza che in realtà non è solo placare, ammansire, non è solo suasione, ma proprio azione sulle dinameis, sulle forze della natura. Questo tipo di come dire, potenza magica del maestro di verità, che in qualche modo, questo Orfeo che peraltro, non l'ho detto, poi la tradizione dice essere figlio di una musa, di Calliope e di un mortale, ma poi naturalmente si dice che forse non era un uomo mortale, ma era bensì Apollo. C'è questa narrazione che in qualche modo poi, come dire, lo assorbe all'interno, no, di un pantheon strutturato, ma ripeto, poi dopo ci arriviamo, forse è diciamo, rappresentante di un ordine che non aveva propriamente forse connessione originaria con queste altre due potenze della musica e della poesia. Ma vi dicevo, la forza che Orfeo incarna archetipicamente è tale da metterlo anche in diretta competizione con le sirene. È ancora una fonte italienistica come quella del Apollonio Rodio che lo testimonia, ma sappiamo quanto i poeti filologi di questa età in realtà fossero attenti, no, a recuperare tradizioni non solo classiche ma arcaiche. E appunto Apollonio ci testimonia come nell'impresa degli Argonauti, Orfeo, che partecipava insieme agli altri eroi appunto all'impresa della conquista del Vello d'Oro, riesce a in qualche modo appunto vincere, coprire quel canto che a partire da Omero era appunto per eccellenza la potenza di Zelgein, cioè appunto di ammagliare, di paralizzare, vincendo le latte fanciulle come nessuno appunto era stato capace. Ma questo però vuol dire anche, dato che poi le sirene sono figure da un lato legate alla dimensione ctonia, dall'altro hanno tutta una tradizione molto complicata che le pone, diciamo, tra la soglia del mondo dei vivi e del mondo dei morti, e più precisamente tra la terra e la dimensione, come dire, di un aldilà anche celeste. Il fatto che Orfeo riesca a prevalere anche su di loro non dice solo evidentemente di una maestria, di una tecnica
di un'arte, ma effettivamente appunto della capacità di custodire una particolare sapienza che appunto non solo riguarda la physis, la natura, ma anche le soglie, chiamiamole così, dei mondi, terra, cielo, mondo dei vivi, mondo degli inferi e degli al di là che non solo gli inferi rappresentano, ma quello lo vedremo fra un momento. Vediamo come appunto si correla questo primo nucleo, parola che crea, parola canto magico, un potere di Orfeo che appunto costeggia quello di Hermes e quello che forse era delle muse, ma poi non è stato quello che ci è stato raccontato da appunto Esiodo sulle muse. Prego. Grazie Davide, e anch'io insomma mi complimento con l'Istituto Veneto per questa bella iniziativa, e soprattutto perché ci ha dato la possibilità di metterci in dialogo, di discutere intorno a questo tema estremamente affascinante e anche ritornare su tematiche che in qualche modo avevamo entrambi toccato, ma che qui adesso abbiamo cercato di sistematizzare per l'incontro di questo pomeriggio. Effettivamente quando con Davide abbiamo cominciato a ragionare anche sulla selezione delle immagini da proporvi qui oggi pomeriggio, siamo partiti da quella che è l'immagine che in assoluto domina le rappresentazioni di Orfeo nel mondo romano, e cioè l'immagine di Orfeo incantatore degli animali, tra le fiere, Orfeo tra le fiere. E qui avevamo l'imbarazzo della scelta perché effettivamente questa è un'iconografia che ha una diffusione enorme nelle province dell'Impero Romano, in tutte le province dell'Impero Romano, e con delle caratteristiche differenti. Adesso mi veniva in mente, nel momento in cui Davide metteva in evidenza questo dualismo che riguarda la figura di Orfeo come poeta, cantore, ma allo stesso tempo come mago, in un certo senso questo dualismo potremmo anche osservarlo in quella che è la sua rappresentazione, perché Orfeo viene rappresentato in queste scene in cui incanta gli animali sia alla maniera greca, cioè nudo, coperto soltanto dal mantello, dalla clamide, a volte con il copricapo frigio sulla testa, che è l'elemento che lo caratterizza come figura proveniente da un altrove, sicuramente rispetto al mondo greco, a volte senza il copricapo, a volte invece lo troviamo come qui in questo splendido mosaico che viene da una villa romana in prossimità di Saragozza, siamo quindi nella penisola iberica, in Spagna, nella provincia della Spagna, e viene invece caratterizzato da questo abbigliamento, quindi sicuramente orientale in qualche modo, perché il copricapo è il copricapo frigio, è coperto interamente, indossa una lunga veste, un mantello, ed è rappresentato con la lira. Ecco, qui potremmo ragionare tantissimo sulle caratteristiche dello strumento. Mi piacerebbe magari anche qui confrontarmi con degli specialisti di strumenti antichi. Molto interessante sarebbe proprio fare un'analisi di dettaglio sullo strumento, il suo attributo caratterizzante, perché a volte troviamo la lira, come in questo caso, che ha la cassa sonora rappresentata dal carapace, a volte invece è una cetra, quindi con una parte del corpo che invece è sicuramente costruita molto più strutturata in un certo senso. Quello che vi volevo far osservare in questa straordinaria immagine di Saragozza è proprio quest'idea. Avete sulla destra il mosaico completo e sulla sinistra un dettaglio della parte centrale. È il modo in cui in questo caso l'artista mosaicista decide di rappresentare questo potere suasorio della musica di Orfeo, del canto di Orfeo, che raccoglie intorno a sé animali selvaggi, animali anche animali sicuramente feroci nella parte inferiore, ma anche volatili, animali mansueti.
e insomma tutta la serie degli animali che vengono attirati dalla sua musica. L'altro dettaglio che emerge chiaramente in questa immagine è la presenza appunto degli alberi che, come diceva prima Davide, la sua musica è in grado di spostare, cioè le piante si muovono e si recano in prossimità della figura del cantore, e qui vedete che addirittura i rami formano una sorta di arco naturale sopra la testa del cantore. Allora, questa iconografia, ho scelto uno degli esempi, ma poi ne avremo altri, è un'iconografia che si fissa in maniera stabile, veramente molto fortunata, tra la fine del secondo secolo d.C. e tutto il terzo e quarto secolo d.C. e soprattutto si trova in ambienti che sono ambienti di accoglienza, ricezione, e proprio probabilmente con quel significato a cui tu alludevi poco fa, cioè come figura di pace, di capacità di mettere insieme, in un certo senso proprio di pacificazione, per cui è un'immagine del mito che si presta benissimo in quelle che sono le sale di ricezione degli ospiti nelle dimore della tarda età imperiale. È vero che se andiamo a cercare le origini di questa iconografia, le fonti, abbiamo detto, partono grosso modo dall'età ellenistica, in realtà non troviamo tantissimo nelle fasi precedenti, quasi nulla, qualcosa a livello di glittica, qualcosa nella monetazione, ma in realtà è proprio l'età romana, a partire dalla prima età imperiale, che sviluppa molto questo tema. E vi faccio vedere un altro caso famoso, è un po' sbiadita l'immagine, però sicuramente è lo stato di conservazione delle pitture pompeiane. In questo caso, nella cosiddetta casa di Orfeo, che appunto prende il nome dal mito rappresentato, troviamo un grande affresco. Vedete in basso a destra la riproduzione ancora della fine dell'Ottocento, quando queste pitture furono scoperte, l'immagine di Orfeo incantatore degli animali, e guarda caso, per quel valore proprio di quella capacità che questa immagine ha di rasserenare gli animi, questa immagine si trova in uno dei muri di chiusura del giardino della casa, quindi è direttamente in contatto con lo spazio del giardino di questa dimora, che tutto sommato non è neanche molto grande, ha un piccolo giardino, c'è un piccolo giardino porticato, e nella parete di fondo compare l'immagine. Ci sono due casi a Pompei, questo è quello meglio conservato, anche se vedete che sicuramente lo stato di conservazione di queste pitture è abbastanza precario. Dicevamo, fortuna notevolissima nel mondo, nell'arte musiva. Qui altri due esempi, a sinistra l'esempio che viene da Palermo, dalla Domus cosiddetta di Piazza Vittoria, siamo sempre nella prima metà del III secolo d.C. Qui vedete quegli elementi ricorrenti, in questo caso c'è solo un albero, però questo basta per ricordare il potere della musica, che va a toccare anche gli elementi botanici, diciamo. E qui vedete come in questa realizzazione il mosaicista tutto sommato non è in grado di dare quella forma come dire, di unitarietà all'immagine, perché questi singoli animali sono rappresentati ognuno sulla sua base, che in qualche modo allude al terreno, sono come statuine di un presepio in un certo senso, no? Però sono messe intorno a lui ed è sempre quest'idea di rappresentare il potere di ammassire gli animali. Meglio invece l'immagine di destra, dalla Sardegna, Porto Torres, Domus, anche qui, qui interessante perché tornano i due alberi e compare un topos iconografico che troveremo poi in moltissimi altri esempi, cioè la figura del serpente che si attorciglia intorno al tronco di questo alberello, e anche
la figura del corvo che è appollaiato sulla parte sommitale dello strumento. Vedete anche qui in questo caso i due esempi sono significativi, perché da una parte l'Orfeo alla greca col copricapo frigio, in nudità appena coperto dalla clamide, a sinistra invece l'Orfeo vestito addirittura con i pantaloni, ancora con il copricapo frigio. Quindi questi due modi diversi di rappresentare la stessa figura del mito. Altro esempio famosissimo, questo è un mosaico che viene da Tripoli, dall'Eptismania, siamo al Museo di Tripoli. È la parte superiore, è un fregio che completa appunto la parte superiore di un pavimento che poi nella parte restante è organizzato con tutta una serie di riquadri con scene di nature morte. Qui vedete che il mosaicista africano invece è più abile nel dare l'idea appunto di questo cerchio di animali che si affiancano alla figura del cantore, con un'impostazione orizzontale rispetto a quelle che abbiamo visto prima, che invece hanno un taglio verticale. Quindi anche qui modo diverso di rendere la scena a seconda dello spazio che era disponibile. Interessantissimo quest'altro esempio, che mi piace proprio perché in questo caso veramente gli alberi formano questa specie di arco naturale. Siamo in Gallia, sugli alberi sono appollaiati addirittura in un pavone, sono abitati in un certo senso. A sinistra e a destra la serie degli animali selvatici, addirittura l'elefante, il cinghiale, il ghepardo, e la figura di Orfeo ancora una volta alla traccia con lo strumento, che è uno strumento estremamente articolato, proprio una cetra, addirittura appoggiata ad un mobile predisposto, ad un sostegno. Qui è interessante a proposito del potere rasserenante di questa immagine, perché il mito compare in un pavimento. Qui vedete il ritrovamento di questa corte che si trovava all'interno di questa abitazione. Era un pavimento che circondava uno spazio nel quale vi era una fontana, quindi l'acqua, ancora un elemento della natura che torna in dialogo con questa figura del mito. E da quanto si riesce a ricostruire dai diari di scavo, i frammenti, pochissimi frammenti rimasti sull'altro lato, ci danno la testimonianza che fosse rappresentato il mito di Arione e i delfini. Quindi ancora una volta il mito che ha a che fare con la musica. Per farvi vedere quanto poi variano anche i livelli di qualità di questi mosaici, ci spostiamo in Siria. Questo è un esempio da Filippopolis, questa è la parte centrale, e qui vedete veramente una iconografia estremamente ricca di dettagli, articolata nel paesaggio, con gli animali che sono tutti appoggiati sui punti, le diverse articolazioni del terreno. Lui è seduto nel terreno, a volte compare così, a volte invece compare proprio in una vera e propria sedia destinata alla sua performance. Qui è perfettamente inserito nel contesto naturale e vedete benissimo in questo caso ancora una volta il topos iconografico del serpente attorcigliato intorno all'albero. È un'iconografia straordinaria perché ci permette veramente di fare un bellissimo discorso di tradizione dell'immagine e di vedere come l'immagine pur rimanendo fedele a quello che è il tema, però si comporta diversamente a seconda delle tradizioni. Se noi nel dettaglio andassimo a osservare anche la posizione di Orfeo, vedremo che a volte è visto di lato, a volte è visto di tre quarti, a volte è visto frontale. Interessantissimo anche vedere come è articolata la sua gestualità, perché in alcune situazioni come questa sta effettivamente suonando, sta toccando le corde della cetra. In altre, come quella che abbiamo visto a Palermo ad esempio, tiene lo strumento con la mano sinistra, mentre nella destra stringe questo grande plettro che è lo strumento necessario al suono. Quindi
c'è in queste diverse tradizioni del mito, sembrerebbe esserci anche la volontà di caratterizzare momenti diversi della performance musicale, il gesto dell'inizio, il gesto della pausa e invece il momento in cui sta suonando. Ecco, ultime due immagini, se non sbaglio, di questa, anzi sono tre ancora di questa parte. Interessantissimo questo caso, viene da Gerusalemme ed si trova in un contesto funerario, per quelle relazioni che dicevamo prima del mito con l'ambito funerario, per questa capacità che il personaggio ha di entrare in dialogo con il mondo dell'Ade. Qui si trova in effetti non in una domus, in una villa, in un contesto residenziale, ma in un contesto funerario e qui ci sono due particolari che sono straordinari, perché in questo caso il potere è un potere della musica che va anche ad ammansire figure che sono figure tipicamente irrazionali. A sinistra il centauro, a destra il satiro, e i loro gesti indicano un ascolto della musica, in particolare il gesto del centauro che ha la mano appoggiata al mento. Allora, questa iconografia, dicevamo, ha questo proprio boom pazzesco, perché veramente sono più di 80 casi quelli che sono attestati, ma in varie categorie anche di materiali, non solo in pittura e mosaico, ma anche in una serie di oggetti. Guardate ad esempio questa straordinaria coppa in terra sigillata che viene dall'area renana, da Colonia, siamo nel II secolo d.C. e qui torna quell'impostazione a registri. Vedete qui quanti animali effettivamente il cantore riesce ad ammansire, e sono tutti rappresentati in registri diversi, un po' come si trova anche in alcuni mosaici, ad esempio a Piazza Armerina è la stessa cosa. Qui il cantore è proprio delimitato, la parte centrale dove lui è rappresentato presenta ancora questo elemento dell'albero che ha questo tronco nodoso, molto irregolare, e poi ci sono una serie di, anche in questo caso c'è il centauro, c'è la piccola scimmia sopra lo strumento è qui appoggiato ad un pilastrino che lo sostiene, quindi è uno strumento estremamente complesso. E poi vabbè, le due pissidi in avorio, qui siamo in una fase molto avanzata, che vengono dal monastero di San Colombano e dal Bargello di Firenze. Sono due contenitori in avorio di piccolissime dimensioni, circa 13 cm di altezza, interamente rivestiti dal mito di Orfeo, che qui a questo punto incanta tutto il mondo, anche con tutta una serie di figure anche di animali fantastici, tra cui la fenice ad esempio. Qui molto probabilmente il mito poi entra in contatto anche con l'ambito del cristianesimo e si mescola con quello che diventerà poi l'immagine del buon pastore, e lo troviamo poi tantissimo anche nelle catacombe cristiane. Ma non solo, dicevamo, la forza di questa iconografia che ritroviamo anche in alcune dettagli di tessuti tardo-antichi. Sono le decorazioni delle vesti di forma circolare o quadrata, e torna sempre lo stesso mito. Sappiamo che questi tessuti possono essere uno strumento di veicolo proprio dell'iconografia importantissimo, perché sono strumento medium di passaggio dal mondo antico al mondo poi medievale, per cui interessantissima anche questa parte di rappresentazione del mito per il valore che ha, e su cui poi torneremo al termine della nostra chiacchierata. A proposito del potere di convincere, anche di superare la forza del canto delle sirene, chiudo con questo esempio che ha fatto molto discutere proprio in questi ultimi mesi, perché siamo di fronte al gruppo in terracotta che si trovava al Getty Museum e che è stato recentemente restituito all'Italia,
con tutto anche un battage del Ministero, temporaneamente era in esposizione a Palazzo Massimo a Roma, e adesso andrà, o è già andato, non lo so, al Museo di Taranto, da cui molto probabilmente il gruppo proviene. Gruppo di terracotta, un unicum, non abbiamo altre testimonianze di questa situazione, non sappiamo se lui è realmente Orfeo in questo caso. Certamente è una figura di un maschile che sta suonando la lira e che ed è accompagnata da due straordinarie figure di sirene, di cui vediamo qui alcuni dettagli. Sono immagini ad alta risoluzione che potete trovare nel sito del Ministero, che ha ben documentato tutta questa restituzione all'Italia. Sull'originalità del gruppo non entro, perché effettivamente è stato molto discusso, e qui le indagini archeometriche darebbero effettivamente prova del fatto che siamo di fronte ad un gruppo originale, molto probabilmente proveniente dall'area tarantina, e in merito al quale l'ipotesi di una provenienza da contesto funerario è abbastanza convincente da parte di alcuni studiosi. Il gruppo arrivato negli Stati Uniti dopo essere passato per la Svizzera con un pesante restauro, e effettivamente qui capire cosa sia veramente originale. Aspetta che torno a questo, ecco qui alcune immagini, insomma magari poi su questo potremo anche discutere. Ecco, questo primo slot di immagini, e nel nostro balletto rilascio la parola a Davide. Sì, prima di passare, come dire, al blocco, diciamo, successivo, volevo sottolineare una cosa che credo sia emersa molto bene dalle considerazioni che Monica ha appena svolto, e che riprendono appunto uno spunto di Francesca Ghedini all'inizio. Appunto, tutti quegli alberi, no, che si adunano attorno alla figura di Orfeo, se noi non dialogassimo con i testi e le fonti letterarie che esplicitano la, diciamo, valenza simbolica e l'origine di quegli alberi che si spostano, li potremo semplicemente intendere come degli elementi ornamentali, non riuscendo in qualche modo a leggere il codice implicito che è da un lato là dove, come dire, anche la vegetazione abbraccia Orfeo, no? Crea questo cerchio, e notate anche qui ovviamente il fatto che si crei un cerchio intorno al punto d'ascolto creerebbe, come dire, tutta una serie di altre importanti considerazioni, diciamo, nella dimensione dell'archetipo. Ma là dove invece l'albero è isolato, lì è chiaro che nella potenza, diciamo, di questa parola che crea e al contempo media, quell'albero isolato è un axis mundi, cioè è un asse del mondo, cioè è una verticale tra cielo e terra, ripeto, ma sono elementi di un codice cronologico che, se noi appunto dominiamo con anche le fonti letterarie e sappiamo, come dire, isolare le informazioni, cominciamo a leggere, se no appunto pensiamo che siano ornamenti, no? Di un'immagine bella. No, qui c'è tutto il potere simbolico della cultura antica e l'importanza, come dire, di recuperare, ma io credo anche per il contemporaneo, la familiarità con questo modo dello sguardo. E anche gli animali, non abbiamo potuto farlo e stare tranquilli, non lo faremo, che figurano in quelle immagini. Badate bene che non sono delle adunanze o dei gruppi fatti a caso, perché nella celebrazione che noi vediamo per esempio negli inni delle diverse divinità, una caratteristica fondante, no, della celebrazione di un dio o di una dea è evocare il suo potere nei diversi piani della realtà e in particolare nei diversi regni, no? Quindi come dire, vegetale, animale, umano, ma anche
i 4 elementi, ciò che vive sulla terra, ciò che vive nell'aria, ciò che vive nell'acqua, ciò che ha a che fare col fuoco. Per cui quegli animali, con diciamo poi evidentemente delle scelte che sono di volta in volta, no, determinate evidentemente anche dall'estro dell'artista, però in realtà adunano una grammatica appunto del cosmos nei suoi diversi elementi e nei suoi diversi piani, cosa che è tanto più rilevante nel caso di una figura come quella di Orfeo, che esattamente dimostra il potere di sapere agire compiutamente su questi diversi piani. Ma ripeto, se siamo consapevoli di queste 2 dimensioni, leggiamo l'immagine, se no certo percepiamo la dimensione poeta che canta, poeta che è suadente, ma non tutto il resto che c'è dietro. Ultima cosa, quel bellissimo gruppo, no, dei Poglietti, poi chissà anche il restauro eccetera, però appunto la collocazione diciamo originaria magno-greca non è irrilevante, perché come dire è quella Magna Grecia in cui la figura di Orfeo, il potere della musica, è stata sussunta dalle comunità pitagoriche che per eccellenza, come dire, hanno utilizzato questo strumento. Basta leggere, come dire, le vite di Pitagora, di Giamblico, di Porfirio per capire questo, no? E anche, ricordiamoci sempre che la parola cosmo che noi usiamo è stata utilizzata per primi dai pitagorici per identificare cosmo, ma significa ordine e ornamento, ordine e bellezza che appunto la musica e il canto crea e compone. Ma vediamo, diciamo, se no facciamo notte, la dimensione successiva. Abbiamo parlato dell'Ade, abbiamo parlato, come dire, delle soglie tra le dimensioni. Ovviamente diciamo, l'impresa che più di tutti, no, ricordiamo di Orfeo è ovviamente la sua catabasi, la sua discesa nell'Ade per recuperare Euridice, la moglie amatissima, no? Dov'è il mio ben? È ovviamente questa Euridice che muore morsa da un serpente, peraltro, e il serpente ancora una volta è questa dimensione che da una parte abita la profondità della terra, ma dall'altra parte è l'animale che per eccellenza custodisce il segreto della non morte, cioè dell'immortalità. Comunque Euridice appunto muore e tutti sappiamo appunto che lui sfida gli dei degli inferi per recuperarla. E ovviamente tutti abbiamo in mente nella tradizione che poi l'Europa ha ricevuto, la cultura letteraria europea ha ricevuto, la narrazione di Virgilio nelle Georgiche, ed è la narrazione appunto di una catabasi che per prima metà si compie con successo. Effettivamente la musica spalanca le porte dall'aldilà, la musica e il canto effettivamente addirittura conciliano il favore, l'ascolto e la concessione della richiesta da parte di Ade e di Persefone, salvo poi, no, tutti ricordiamo questo divieto di guardare la sposa che si avvia a tornare in vita, non deve guardare, non deve voltarsi, no, finché non siano entrambi arrivati alla luce del giorno. E tutti ricordiamo appunto attraverso Virgilio come lui a un certo punto, immemore, questo poi lo vedremo, per una demenzia non riesca, no, a rispettare questa condizione e si volti. Ma dobbiamo però, ripeto, fare un passo indietro, perché come sempre, no, c'è una, come nel caso dell'immagine, no, c'è un'immagine che a un certo punto prevale nella memoria culturale e che ha una fortuna di modulazioni, riprese, ripetizioni, e sembra diventare, no, il tratto caratteristico di quella storia, di quella figura. In realtà, se cominciamo a scavare, vediamo una realtà più complessa. Perché? Se puoi dare la slide successiva che forse è più chiaro. No, quella precedente.
Ecco qua. Perché in realtà le prime attestazioni che noi abbiamo di questa catabasi, di questa discesa dell'Ade, non fanno cenno in età classica a questo scacco che poi appunto Virgilio ci racconta, no? Questo discesa che poi si conclude con un fallimento. Primo elemento. La prima testimonianza in assoluto che noi abbiamo è nell'Alceste di Euripide, dove è Admeto che rispetto alla moglie che si sacrifica appunto per lui, perché lui non muoia, e che appunto quando lui dice queste parole sta effettivamente per spegnersi, Admeto dice: se avessi appunto la voce e il canto di Orfeo, se potessi emagliare Persefone così da strapparti dall'Ade, scenderei agli inferi e niente mi potrebbe fermare prima di averti riportato alla luce. È una formulazione ovviamente espressa come il desiderio impossibile, perché Admeto non ha il potere di Orfeo, però diciamo che è anche un'affermazione che non ha alcuna implicazione su un esito negativo dell'impresa. Ma soprattutto quello che ci poi ulteriormente confonde le idee è questo passo del Busilide di Isocrate, e quindi siamo, come dire, in IV secolo, quindi non così lontani, diciamo, dall'Alcesti, dove addirittura si parla al plurale di un Orfeo che riconduce i morti dall'Ade. Quindi di una figura che effettivamente non solo una volta, ma più volte, o comunque detiene effettivamente il potere, no, di far tornare in vita. E anche questo è una cosa che non ci stupisce troppo, perché se noi prendiamo un altro, come dire, mago poeta sapiente tra, diciamo, l'arte arcaico e l'età classica, com'è la figura di Empedocle, anche Empedocle, che diciamo di questa tradizione orfica pitagorica evidentemente è ben consapevole, no? Lui stesso dice che si autodescrive come colui che è in grado di riportare i morti in vita, in relazione appunto ad una sapienza e a una parola che sa usare la sapienza in un certo modo. Allora, questo è il primo elemento da tenere in considerazione, e infatti se andiamo alla slide successiva, no? Questa qui, evochiamo appunto la parola che non ho ancora detto, perché ho parlato di maestro di verità per alludere a questa figura del sapiente arcaico, ho parlato di mago, usiamo questo termine ad ombrello, che potremmo, come dire, discutere finché vogliamo da un punto di vista storico-religioso, ma per capirci diciamo sciamano. Cioè noi abbiamo, come dire, anche la testimonianza, ripeto, storica e archeologica di un nord della Grecia, e anche Platone per la sua parte lo testimonia, che veicola, evidentemente da quel nord effettivo da cui gli sciamani di una certa tradizione provengono, una figura che sa in qualche modo viaggiare nel regno degli spiriti, sa curare le malattie, sa curare addirittura appunto la malattia per eccellenza, appunto sa trasformare la morte in vita. E diciamo su questa soglia in qualche modo geografica tra Grecia e diciamo un nord e un altrove non c'è solo la traccia da cui Orfeo nel mito proviene, ma c'è anche il Mar Nero, perché appunto sul finire dell'età arcaica abbiamo trovato, o meglio gli archeologi hanno trovato queste tavolette d'osso presso una colonia, che però era una colonia greca che evidentemente, come dire, dialogava con e si, come dire, confrontava con popolazioni altre, e in queste tavolette d'osso vediamo che sono, come dire, semplicemente, evidentemente testimoniano di una pratica cultuale e rituale che ha a che fare in qualche modo con la figura di Orfeo e con quella cosa che dalla figura di Orfeo scaturisce, che è l'orfismo, e vedete che ci sono scritte soltanto delle parole: vita, morte, vita, verità, pace, guerra, verità, menzogna, Dio, che probabilmente va completato in Dioniso, orfici, Dioniso, verità, psiche, anima.
perché poi tutta la dottrina dell'immortalità dell'anima è da questo nord, diciamo, chiamiamolo così, sciamanico, che arriva in Grecia, perché in Omero non c'è nulla che in qualche modo testimoni di quella, diciamo, dottrina dell'anima che persiste, cosciente, viaggia e si rincarna, come invece appunto avviene con gli orfici e con i pitagorici. Per cui, ripeto, probabilmente c'è una, diciamo, tradizione di un Orfeo che non solo una volta ma più volte scende nell'Ade e resuscita i morti, e lo fa perché appunto è una figura probabilmente di questo tipo, cioè in qualche modo è una figura sciamanica, e invece evidentemente a un certo punto in un ambiente diverso, no, prevale, che assume, è consapevole di queste tradizioni, ma non le fa in qualche modo, no, integralmente sue, no, emerge anche invece l'impossibilità, no, la morte come l'ineluttabile, la soglia da cui comunque non si ritorna, quello che aveva detto più tradizionalmente in età arcaica Omero, è quello che tante volte, come dire, poi anche testi di età successiva continueranno a ribadire. Però nel racconto virgiliano c'è un altro aspetto che va considerato, perché nel racconto virgiliano, dove appunto Orfeo fallisce, e fallisce per questa demenzia, questa sorta, dice Virgilio, di proprio follia che all'ultimo momento lo prende, no? di voltarsi infrangendo il divieto. Demenzia, poi dice Virgilio anche in memor, no? Dimentico dell'istruzione che gli era stata data, no? Si volse in memor a respicere, no? Euridice. Ora noi potremmo, e la ricezione poi secolare di questo episodio ha infinitamente così ragionato, immaginato sulle motivazioni, no? Di cosa accade in quell'istante in cui lui si volta e del perché si volta. Io qui mi limito solo a due osservazioni, appunto, demenzia, follia, una follia determinata da un desiderio evidentemente della sposa, ma diciamo più in generale, da un desiderio che non viene domato, non viene controllato, no? E che poi appunto determina dimenticanza, no? l'essere in memore. Nel racconto di Virgilio la figura di Orfeo è messa in pannello e incastrata in un unico racconto con quella di Aristeo. Aristeo che, voi ricorderete, sì, da un lato, diciamo, la causa della morte di Euridice, perché era come dire, sfuggendo al corteggiamento, diciamo, un po' insistente di Aristeo, che appunto Euridice poi incorre nel morso del serpente, ma Aristeo in Virgilio è anche colui che appunto perde le api, vede improvvisamente morire le api cui era allevatore, e che scende dalla madre, che è una ninfa appunto fluviale, e chiede, no, perché gli è accaduto questo e che cosa può fare per rimediare. Allora, perché è accaduto questo è perché appunto per eccesso di desiderio, no, aveva provocato la morte di Euridice inseguendola. Cosa può fare è compiere un rito che la madre, poi l'oracolo precisamente gli indicano, e che Aristeo passo per passo, seguendo le istruzioni, effettivamente compie e riporta in vita le sue api. Cioè, da una parte, come dire, abbiamo una defunta che all'ultimo momento non risorge, dall'altra abbiamo l'elemento di una perdita che invece si trasforma, no, in un esito positivo, cioè ritornare alla vita dalla morte, dall'estinzione.
La differenza tra i due poli è l'esecuzione impeccabile del rito stesso, no? Cioè quella dimensione tale per cui un rituale, chiamiamolo in senso lato, magico, deve essere eseguito non solo nell'assoluto rispetto di tutti i suoi passaggi, ma in uno stato, chiamiamolo così, depsicologizzato, in cui la dimensione, come dire, emotiva e desiderante del soggetto non sia in alcun modo coinvolta, perché è quello che mette lo scacco. L'altro aspetto, il memor, l'oblio, che ripeto si lega alla dimensione del desiderio, ma che cosa sono i morti se non appunto, come dice per altri versi appunto Omero, deboli teste che non hanno più appunto coscienza e memoria di sé, no? Quindi è in qualche modo il desiderio che non è controllato trasforma Orfeo in quella stessa cosa che sono i morti, cioè soggetti non coscienti, soggetti che non sanno di sé, quindi immersi profondamente nell'oblio di ogni cosa, e per questo appunto dalla morte non si ritorna, e per questo appunto gli orfei ci faranno della memoria l'elemento centrale, perché io se mi ricordo di me, se mi ricordo dell'anima, se ricordo e centro sulla coscienza, la morte evidentemente non esiste. E questo direi che è l'aspetto centrale di una narrazione dove poi nell'iconografia, ma qui adesso cedo la parola a Monica, uno degli elementi che può essere interessante seguire rispetto alla narrazione appunto di quel momento fatale del voltarsi, no? Lo sguardo, c'è o non c'è lo sguardo nelle immagini che adesso stiamo guardando, no? Questo respicere che Virgilio così sottolinea, lo sguardo, quel respicere esprime proprio, diciamo, la funzione, chiamiamola così, proprio fatica della comunicazione, no? Cioè il mettere in comunicazione l'uno con l'altro, no? Il creare il contatto tra queste due dimensioni, oppure la sua sottrazione. Ma appunto passo a Monica. Sì, allora io qui per questa parte ho selezionato alcune immagini che ci portano nel mondo magno-greco, ceramografia magno-greca, e poi vedremo qualcosa anche del mondo romano. Partirei da questo, che è un cratere a volute da Canosa, e siamo intorno alla fine del IV secolo a.C. Qui in realtà viene, anche questo è un oggetto che viene da un contesto funerario. La figura di Orfeo la vedete qui a sinistra dell'immagine, ed è al cospetto di Ade e Persefone all'interno del Naiskos, di questo tempietto con la figura di Ade seduta sul trono, del resto lui è il re degli inferi, e poi intorno a lui ci sono tutta una serie di altre divinità, alcune sedute, è al cospetto degli dei degli inferi. È l'unico in movimento, Orfeo, è l'unico che si avvicina alle due divinità, si muove, sta suonando, e in questo caso non è ancora accompagnato dalla moglie. È il potere della musica, è la sua capacità di comunicare con gli dei degli inferi. Abbiamo invece un'altra testimonianza che mi sembra interessante, perché invece ci dà proprio la relazione matrimoniale tra Orfeo e la moglie Euridice. È un cratere frammentario che viene sempre dal mondo apulo, siamo sempre più o meno nella stessa fase cronologica, siamo all'interno della dimensione dell'oltretomba, con tutta una serie di personaggi tipici che abitano questo luogo, e qui vediamo l'immagine di Orfeo vestito con quelle caratteristiche, con il copricapo, con l'abito lungo, che tiene per il polso la moglie Euridice, e il rapporto matrimoniale
esiste tra i due personaggi è appunto sottolineato da questo gesto, che è un gesto tipico della relazione marito e moglie, e dalla presenza di Eros a lato, di questa figura di Erote che compare alle spalle tra i due personaggi, e qui ancora non è stato colpito da demenzia, sta procedendo verso l'uscita. Dopodiché ci spostiamo invece davanti ad un'altra attestazione molto famosa che viene da una villa di ambito campano, Contrada Sora, Torre del Greco. È attualmente un rilievo conservato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. È una copia romana molto probabilmente di un originale greco della fine del V secolo a.C. Qui è interessantissimo osservare le tre figure. La prima figura a destra è la figura del cantore con il copricapo, la moglie, la figura femminile al centro, e dietro di lei Hermes, lo capiamo dall'attributo del copricapo. Qui c'è uno studio dei gesti che è estremamente interessante, perché Hermes, a questo punto loro si sono guardati, per cui è il momento in cui lui la perde sostanzialmente. Vi è un gesto ultimo tra marito e moglie, lei tocca con la sua mano sinistra la spalla del marito, e lui altrettanto c'è una relazione, un'esigenza di contatto, quindi è proprio l'ultimo contatto tra i due personaggi, mentre Hermes la prende per il polso, però fa il gesto che è il gesto matrimoniale, ma di fatto la riporta nel mondo dei morti. E questo veramente è studiato molto in maniera estremamente interessante dal punto di vista della gestualità. E poi ho scelto quest'altro caso che forse è un po' meno conosciuto, viene dalla necropoli della via Laurentina ad Ostia. È un fregio dipinto, un affresco in forma di fregio che si trovava all'interno di una tomba camera, e qui troviamo una narrazione più articolata, addirittura in questi fregi compaiono anche i nomi dei personaggi. C'è Cerbero all'inizio, c'è lo Ianitor, c'è il custode, il portinaio, potremmo dire, di Ade, c'è anche la porta degli inferi, al centro la figura di Orfeo e la moglie Euridice. Qui è veramente il momento in cui lui si rivolge, la guarda e lei alza le braccia in un gesto chiaramente di disperazione. A questo punto è il momento in cui lui la perde definitivamente. Capiamo che loro stanno venendo dal mondo di Ade e erano in prossimità dell'uscita, perché alle spalle di Euridice c'è la figura di un dannato, Eocno, che è uno dei cosiddetti dannati, quelli che hanno la condanna di fare sempre la stessa attività durante la loro permanenza nel mondo degli inferi. Lui intreccia una corda e dietro di lui una mula che mangia questa corda che lui continuamente intreccia. Fa parte di quelle dannazioni continue e perpetue che ha tanto ben studiato la nostra collega Elena Pettenò in Cruciamenta a Cherunti, no? E qui è interessante, veramente anche qui è un unicum. Poi tra l'altro questo momento del momento in cui Orfeo perde Euridice si trova anche in tutta una serie di sarcofagi. È un tema che ovviamente funziona molto bene in un contesto funerario, è un mito, in questo caso un momento del mito che nel momento in cui viene contestualizzato capiamo che aveva un significato veramente coerente con la funzione dell'ambiente. Questa è l'immagine della volta di questa camera della tomba 33 con tutta una serie di fasi di decorazioni che adesso qui non sto a descrivervi, ma il punto che vedete dove c'è questa grande lacuna bianca
coperta dall'intonaco bianco moderno, è il punto in cui originariamente si trovava il fregio, questa parte del mito con Orfeo Euridice, e che nel corso poi dell'Ottocento, fino all'Ottocento, è stato staccato e attualmente è al Museo Gregoriano Profano. Quindi anche qui, in questo caso, l'iconografia è sicuramente meno presente rispetto all'immagine di Orfeo Incantatore, però degli animali però si trovano, e quindi possiamo anche cogliere questa articolazione dei fatti che Davide vi ha raccontato. Bene, cercherò di essere sintetico perché ci mancano ancora 2 tappe. Una sola cosa, l'aspetto, come dire, interessante del mito nella sua dimensione di essere una bilogica potenzialmente contraddittoria, perché chiaramente questo che abbiamo appena raccontato nelle sue, come dire, corrispettive rese iconografiche, e soprattutto anche in rapporto ai contesti in cui quell'iconografia compare, funeraria o non, chiaramente ci dice, certo, da un lato è impossibile tornare dalla morte, dall'altra è possibile tornare dalla morte, cioè 2 cose che, come dire, coesistono nella narrazione, coesistono, diciamo, nell'impossibilità contraddittoria di affermare entrambe le cose, ma ovviamente, come dire, è l'orientazione, la postura, l'intenzione, no? Anche della comunità profana, iniziatica, orfica o della polis, che, come dire, declina quell'immagine e la usa o meno rispetto, come dire, a un rilievo funerario o no. Ma veniamo comunque alle ultime 2 tappe, cercherò di essere sintetico. Virgilio ci mostra un Orfeo che ovviamente perde Euridice, e ci mostra un Orfeo che a questo punto compie un trapasso, che poi è quel trapasso che forse poi ci è più familiare nell'idea di un certo tipo di poesia che l'età classica o postclassica o romana, come dire, ci trasmette. Cioè, abbiamo fin qui parlato di un cantore che modifica la natura o che nel modificare la natura la fa essere e insieme la celebra. Qui abbiamo in qualche modo invece il poeta, il cantore, che è la voce che si rapporta all'assenza, alla perdita, a quello che è appunto inattingibile nell'altrove, cioè qualche cosa che dice sì ancora della potenza della parola, ma che si misura sempre con lo scacco del vuoto e dell'assenza. Ovviamente poi nella tradizione come dire, dei generi letterari, no? Questa dimensione della perdita e del lamento ovviamente sposterà o può spostare Orfeo in quella dimensione che è quella dell'elegia, cioè dell'amante di Egiacono che patisce appunto lo scacco di un amore perduto, impossibile e impraticabile. Ma l'aspetto, diciamo, interessante è la sua morte. Morte, ancora una volta, che ha una immagine e una narrazione fattuale concorde, cioè Orfeo muore dilaniato da una turba di femmine folli, cioè di menadi, di massari, di donne invasate da Dioniso, e muore trafitto o, più plausibilmente in alcune fonti insistono, proprio fatto a pezzi, lacerato per sparagmos come Dioniso. Le versioni del perché c'è questo assalto alla figura di Orfeo da parte delle donne sono differenti, ma anche qui la cosa divertente è questa: per quanto le narrazioni siano assolutamente differenti l'una dall'altra, in realtà dicono lo stesso, e anticipo qual è lo stesso che le narrazioni identificano. Cioè, ancora una volta, mettono l'accento sulla dimensione, chiamiamola così per capirci, sciamanica di Orfeo, cioè di Orfeo come maestro di teletai, cioè maestro di riti iniziatici che hanno proprio a che fare con il destino relativo all'aldilà
e con la possibilità di continuare, no, diversamente nell'aldilà. Perché dico questo? Perché se fai scorrere le slide abbiamo una narrazione che eccolo qua, una narrazione che dice le donne assalgono Orfeo perché, no, a un certo punto lui diventa, dopo la perdita di Euridice, indifferente alle donne e comincia a amoreggiare, a desiderare i bei fanciulli, no, e a cantare la bellezza maschile, no? Quindi le donne che vorrebbero corteggiare Orfeo, che ne sono respinte, no, si vendicherebbero di un Orfeo iniziatore appunto dell'Eros Paidikos, dell'amore per i ragazzi. Ma se noi ricordiamo come nella dimensione antica l'amore per i ragazzi abbia una valenza, si dice pedagogica, ma prima ancora che pedagogica è iniziatica e, diciamo, per evocare quello che, diciamo, è la categoria degli antropologi, no? Mannerbunde, cioè quelle compagnie maschili, no? Che possono essere relative alla caccia, a tutta una serie di attività in cui sono i maschi adulti della comunità che educano i fanciulli e i ragazzi alla dimensione dell'adultezza, alla dimensione, ripeto, della lega maschile, del compagnonage, cioè tutte quelle dimensioni che sono prettamente legate ad una iniziazione, ripeto, o all'essere adulti o a quella iniziazione più, diciamo, orfica nel senso dell'indirizzo religioso, che ha a che fare invece con la vita post mortem. Ancora, se scorri, appunto, un'altra fonte ci dice che le donne sono risentite non tanto da una predilezione erotica di Orfeo per i ragazzi, ma dal fatto che Orfeo si sarebbe messo appunto in un edificio particolare, in una occasione soltanto riservata ai maschi, a insegnare a questi maschi, a questi ragazzi, appunto dei riti, no? E quindi le donne, no, reagirebbero in questo caso ad una esclusione da un sapere iniziatico, da un sapere rituale. Ma se passiamo ancora oltre, vediamo, come dire, questa, e qui vado veramente velocissimo, no? Questa ulteriore versione, che peraltro è una versione che risale pare a Eschilo, e anche se poi ci è trasmessa da una fonte di età ellenistica, cioè di un Orfeo che inizialmente devoto a Dioniso, dopo la vicenda degli inferi si sarebbe messo invece a onorare in modo esclusivo appunto il Sole e Apollo, addirittura svegliandosi notte in prossimità dell'alba attendeva il sorgere del Sole sul monte Pangeo per vedere il Sole, il saluto al Sole, Qui ovviamente cosa accade? No? Dioniso sarebbe, tra virgolette, risentito di questo tradimento del suo devoto e quindi fa impazzire le donne che lo dilaniano. Ma anche qui, ripeto, invece, se, come dire, al di là della narrazione recuperiamo i codici, noi abbiamo un Dioniso che è archetipo della vita indistruttibile, ma per ciò stesso anche ha una dimensione infera, no? Eraclito dice Dioniso e Ade sono lo stesso, no? Perché appunto nell'invisibile sta la morte, ma sta anche la sorgente assoluta della vita. Dall'altra parte c'è un Apollo, sì, che è il Sole, ma che culturalmente in Grecia è tutta la dimensione in qualche modo della musiche, cioè dell'arte delle muse, del canto e della poesia, cioè è in qualche modo in questa, diciamo, scissione, no, di Orfeo tra queste due divinità. In realtà più che una scissione c'è una sintesi, perché in Dioniso c'è la dimensione appunto più iniziatica e più legata ai trapassi vita-morte e a un sapere, diciamo, di una morte che può essere sconfitta e essere nuovamente vita. Dall'altra, come dire, abbiamo una dimensione di Apollo che è tutta la dimensione dell'espressione
che di questo sapere, di questa sapienza che è rituale, si ha invece nella dimensione appunto della poesia, della parola, che la figura di Orfeo rappresenta. Sono andato velocissimo, poi eventualmente, come dire, se ci sono domande le possiamo soddisfare, ma appunto a conferma di questa dimensione, addirittura appunto maestro di iniziazioni, proprio questo passo delle rane di Aristofane, che appunto il figlio, in cui ci viene proprio sottolineato che il figlio della musa, quindi di Calliope, non è solo appunto un signore del canto, ma è colui che in Grecia, insieme a Museo, altra figura in parte simile a Orfeo, avrebbe insegnato appunto le teletai agli uomini. Senza di lui questo sapere non ci sarebbe. Prego. Sì, qui infatti allora la fine, la morte di Orfeo, la vediamo qui in questi tre, sulla destra sono tre esempi dal mondo attico, ceramica attica, e qui è appunto quello che diceva prima Davide, no? Viene colpito, la figura è centrale, anche qui gli schemi iconografici sono un po' diversi a seconda delle diverse varianti, no? Certamente lui è sempre nella stessa posizione, che è una posizione tipica di figura che sta soccombendo, ha il ginocchio flesso, una gamba tesa, un po' la stessa iconografia che troviamo anche nell'immagine di Penteo, che viene anche lui sbranato dalle Menadi, questa bruttissima fine. In realtà qui sono quasi tutte armate, non è un vero e proprio sparagmos quello che è rappresentato, perché sono armate con le lance, con delle grosse pietre, con dei coltelli, hanno un po' le stesse armi che a volte hanno anche i centauri, e lui usa la lira come strumento per difendersi. Naturalmente è l'attributo caratterizzante. Queste sono le versioni, diciamo, attiche della morte di Orfeo, con una diversa poi gestualità a seconda appunto della resa. Invece vediamo nell'immagine a sinistra, quella che in realtà l'ho trovata in rete, non è una stupenda immagine, però siamo in un contesto anche qui magno-greco invece, quindi più o meno un centinaio di anni tra le attestazioni sulla destra e quella a sinistra, e qui troviamo invece un Orfeo che non è alla greca, ma è di nuovo caratterizzato con i suoi attributi traci, con il copricapo caratteristico. La fine è sempre la stessa, la posizione è sempre quella che abbiamo visto negli esempi sulla destra, però in questo caso appoggia il ginocchio su questa struttura costruita di pietre, e qui cos'è questa? Potrebbe essere la grotta, potrebbe essere un segnale comunque di un passaggio, no? Per cui ha sicuramente ha un valore abbastanza forte qui nell'iconografia. E quindi passiamo all'ultimo approdo, perché poi la fine da questo smembramento del corpo di Orfeo, in realtà l'elemento che poi rimane parlante è appunto la testa. Una testa che stiamo, come dire, procedendo con l'accetta, ma sperando di darvi degli spunti nonostante, come dire, l'estrema sintesi. Appunto l'ultimo approdo, perché nella narrazione effettiva, cioè dello smembramento, non dell'essere semplicemente assalito, la testa di Orfeo, staccata, spiccata dal busto, precipita insieme alla lira nelle acque del fiume Ebro, e trasportata dalla corrente questa testa insieme allo strumento musicale, no? Giunge al mare, e ancora le onde la portano e la fanno renare sulle rive dell'isola di Lesbo. Bisogna aprire tutto un capitolo sulle tradizioni poetiche e musicali di Lesbo, ma non lo facciamo. Però diciamo approda qui. E qui cosa avviene? Avviene che questa testa, anche qui, come dire, abbiamo due fonti, tra le varie, insomma, ne ho riportate due.
Una che è quella delle metamorfosi in qualche modo ovidiane, no? Per cui c'è questa testa e un serpente, ancora una volta quel serpente che abbiamo incontrato nell'iconografia, ripeto, elemento ctonio, ma anche elemento dell'immortalità. Il serpente si avventa, no? Contro la testa per evidentemente ingoiarla. Ma Apollo interviene, no? Paralizza il serpente e lo irrigidisce, ma lo irrigidisce significa anche che lo trasforma in una statua, in un monumento, per cui avete il serpente bloccato e la testa. A questa testa poi, per esempio, Finostrato ci dice che in realtà non è una testa disanimata, è una testa che continua a parlare e a cantare. Alcune fonti poi ci dicono una testa che viene appunto poi collocata, ad esempio, forse in un antro, forse in una grotta, e pronuncia oracoli e versi rivolgendosi a chi la consulta, dove evidentemente, qui proprio è il caso di dirlo, è il morto che parla, cioè questa testa autonoma ma animata è diciamo una delle possibili realizzazioni di quello che nelle tradizioni antiche è proprio l'oracolo necromantico, cioè l'oracolo non come ispirazione di una Pizia, non come ispirazione di una sacerdotessa invasata da Apollo da altre potenze, ma come effettivamente, come dire, voce di un cadavere o di parte di un cadavere che prende vita e pronuncia appunto delle profezie. E questo, diciamo, è un aspetto, quindi una potenza della parola ancora una volta, del canto che ancora una volta sta sulla soglia tra vivi e morti, tra qui e l'aldilà, ma nella forma oracolare. Però c'è un'ulteriore complicazione, diciamo, di questa immagine, perché oltre che a pronunciare oracoli, quindi sostanzialmente, ripeto, a dare indicazioni sul futuro di chi la consulta, noi abbiamo un'immagine abbastanza, che poi Monica vi mostrerà nel dettaglio, abbastanza impressionante, in cui abbiamo la testa, abbiamo una figura che in modo perentorio sembra dare un ordine e abbiamo uno scriba che sembra essere proprio intento a appunto non perdere una parola di quello che questa testa pronuncia. Ma che cosa sta scrivendo appunto? Cosa sta tracciando lo scriba? Sta appunto semplicemente tracciando degli oracoli, no? Cioè nel senso sta trascrivendo i vaticini della testa, o invece questo testimonia di un altro aspetto legato ad Orfeo, cioè il canto di Orfeo e la figura di Orfeo, per tutte queste valenze, ripeto, soprattutto magico-sciamaniche che abbiamo evocato, è in Grecia, no? La figura legata a quell'indirizzo religioso che conosciamo come orfismo, che qui, diciamo in modo molto sintetico, ha come punto fondante la dimensione per cui esiste un nucleo indistruttibile, individuale, che è la psiche, e tutto poi si decide nel modo in cui questa psiche affronta il viaggio dell'aldilà, cioè reincarnandosi oppure riuscendo ad evadere in qualche modo del ciclo delle reincarnazioni. E l'orfismo in Grecia è per eccellenza un indirizzo religioso e spirituale che non passa attraverso ritualità pubbliche, perché è, diciamo, una modalità alternativa rispetto alla religiosità della polis, ma si diffonde soprattutto attraverso testi scritti, attraverso grammata. C'è un'infinità di opere che vengono, come dire, proprio ascritte, come viene indicato come autore di versi, poemi, Orfeo, no? Evidentemente composti da altri, ma che non mettono se stessi, no, come autori umani, ma indicano Orfeo. Quindi la testa di Orfeo che continua a parlare e questo scriba che la traccia, che ne traccia appunto il contenuto,
Forse è anche un'allusione a questo pullulare di grammata, di scritture, di libri, che come ci dice anche Platone, circolavano in Grecia sotto il nome di Orfeo, veicolando appunto un indirizzo spirituale alternativo a quello della polis. Ma qui cedo la parola. Sì, anche qui qualche suggestione che insomma è perfettamente... Le immagini sono chiarissime in questo caso, no? Il ritrovamento della testa, qui intorno ci sono figure femminili, sono muse, e la testa di Orfeo è rappresentata sottoterra, è sotto, sicuramente è sotto, lo capiamo da tutta una serie di linee, elementi che ci dal punto di vista grafico vogliono indicare che qui la testa è disposta sotto, va recuperata, e la figura di questo personaggio, qui non ci sono didascalie che ci aiutano a identificare, non ho trovato ipotesi convincenti, ma con delle corde, ecco, ci sono due elementi. Qui questi elementi allungati sono interpretati come corde che appunto sono funzionali al tirar su la testa, a tirarla a livello della terra. Quindi è il ritrovamento in questo caso della testa del cantore. Questa invece è l'altra immagine di cui parlava Davide, la Chilix attica del pittore di Ruvo, dove appunto la testa è davanti a questa figura di giovane che sta scrivendo su una tavoletta, e di fianco a lui un'altra figura. Vedevo le interpretazioni parlano in questo caso di Apollo, perché caratterizzato anche dal ramo di alloro, con il gesto appunto di indicare, un gesto deittico, no? Che mette in relazione l'attività di questo giovane con ciò che la testa sta dicendo. Quindi mi sembra, non sono tantissimi i casi, ma mi sembrano estremamente eloquenti. E a proposito delle tavolette, eccole qui, le tavolette orfiche di cui parlava Davide. Questo è l'ultimo esempio. Non so se volevi dire qualcosa. Beh, no, lasciamo perdere, perché se puoi solo passare un momento, per tornare un momento indietro. Appunto, ricordo per inciso che questa Chilix, appunto, che adesso è conservata a Cambridge, che appunto forse suggerisce tutta questa letteratura che in qualche modo alla figura di Orfeo si riconduce, è evocata nell'ultima pagina della letteratura assoluta di Roberto Calasso, perché appunto nel ridire con forza, no, di una letteratura che non è, diciamo, gioco, intrattenimento, ma è l'ultimo luogo in cui forse le potenze della mente degli dei si sono nascoste. Calasso, che parte da un'analisi della modernità, però chiude esattamente con questo archetipo, con questa immagine. E se passi quella successiva, appunto qui ho solo ricordato due testi, uno di V, uno di IV secolo, appunto Euripide e Platone, che entrambi, no, sottolineano questo aspetto, no? Orfeo come maestro di un invasamento, di un'edrezza, no? Ma contemporaneamente anche di un qualche cosa che si lega alla scrittura, alla lettura, no? Come se questa dimensione dello scrivere, del leggere, quindi in sostanza del libro, di un certo tipo di libro, fosse anche la sorgente da cui trarre l'arte e i segreti, come dire, di una certa ebbrezza, di un determinato stato mentale, appunto, e anche dei segreti di un aldilà. E con questo io ho chiuso. Ecco, invece io direi che potremmo anche, visto che le avevamo inserite nel PowerPoint, per farvi capire come questa l'iconografia di Orfeo tra gli animali continua poi fino all'età
medievale, è incredibile la presenza del mito all'interno della cripta della Basilica di Aquileia, quindi siamo in piena età alto medievale, dove troviamo il mito di Orfeo rappresentato di questa sorta di velario che decora la parte inferiore del sistema decorativo della cripta. Al di sopra abbiamo tutta una serie di racconti che hanno a che fare con i santi e insomma personaggi della religiosità aquileiese, ma nello zoccolo, nella parte inferiore, su questo straordinario fregio a forma di velario, di cui si intravedono veramente in maniera molto, cioè osservando in maniera molto attenta delle linee, troviamo il mito di Orfeo. Qui vedete la stessa l'immagine a sinistra, lo stato di conservazione di questa pittura, che è una sorta di monocromo, dove abbiamo proprio il disegno dell'immagine. Qui la riflettografia ve lo fa rendere forse percepibile in maniera migliore. Guardiamo qui il dettaglio della testa, è greco, in questo caso è rappresentato alla greca, non c'è il copricapo in questa rappresentazione, e intorno ancora le figure degli animali disposti su più registri. È veramente interessante trovare la continuità di questo mito in una fase che ci porta al XII-XIII secolo, per cui veramente molto, molto avanti nel tempo, in un contesto di religiosità cristiana assolutamente chiaro. Insomma, il serpente c'è ancora sopra la testa del cantore, attorcigliato all'albero che sta al suo fianco, e la mangusta sulla spalla invece del cantore, come trovavamo nella Piside di Bobbio, in tutta una serie di altre attestazioni. Quindi chiudiamo insomma con anche l'idea, visto che Aquileia tutto sommato è abbastanza vicino a noi, l'idea di suggerirvi di guardare anche con attenzione nei confronti di questo particolare della decorazione della cripta, gli affreschi della Basilica di Aquileia. Ancora qui la riflettografia, c'è anche un elefante molto grezzo nella rappresentazione, con questa proboscide piccola, proprio appena accennato. E chiudo con quest'ultima immagine, grazie. E io con una battuta, così in questa sempre sintesi molto brutale, ma insomma spero non inutile, che abbiamo fatto, Charles Segal, grande studioso di cultura greca, di letteratura greca, disse no, Orfeo è il mito del poeta, e lo dice con ragione, ma speriamo di avervi suggerito un aspetto del poeta, a patto che non si abbia della poesia l'idea di una tecne, di un'arte, di una elaborazione tra virgolette profana della parola, ma che se si abbia della poesia tutta questa consapevolezza, chiamiamola così, sacrale e sciamanica, che ne costituisce l'effettivo fondamento.